Bene, buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento all'Unione Veneta Bonifiche per l'invito. Mi è stato molto gradito. Io seguo la questione dei contratti di fiume da alcuni anni grazie al fortunato incontro nell'ambito di un convegno come questo con Massimo Bastiani che avendo trovato appunto con me delle affinità anche in ambito di ricerca. Io mi occupavo per questioni di ricerca del ruolo della partecipazione nella declinazione delle politiche di sviluppo locale, per cui abbiamo avviato un percorso e lo stiamo portando avanti parallelamente. Ebbene, il contributo che vorrei portare questa mattina alla discussione è quella quindi come dice lo stesso titolo della presentazione, del ruolo dei contratti di fiume nella declinazione delle direttive europee a livello di distretti idrografici, di come questi, secondo il mio parere, e di come comunque viene tracciato anche nell'ambito delle stesse direttive, questi possono diventare un importante strumento per far sì che le istanze dei territori, la complessità dei territori venga riassunta anche nelle politiche di pianificazione a livello distrettuale e di converso di come queste stesse politiche possano essere attuate grazie ai contratti di fiume a livello locale, quindi i contratti di fiume come strumenti di attuazione che a quel punto però, grazie proprio ai processi di partecipazione, di responsabilizzazione che i contratti devono promuovere, possono diventare effettivi strumenti di attuazione delle politiche a livello di distretto. Bene, la cosa importante da cui partirò è quella che i contratti di fiume sono, considerando la crescente complessificazione dei nostri territori, il Veneto ne è un esempio, ma in generale l'Italia, sono indispensabili in quanto è sempre più evidente che le problematiche dei bacini idrografici dell'acqua devono essere trattate in termini complessi, quindi con un approccio complesso, con un approccio sistemico di cui appunto la partecipazione e il coinvolgimento di tutti gli attori, di tutta quella stratificazione di interessi economici e sociali che hanno per oggetto poi l'acqua diventa fondamentale. Da questo punto di vista quindi il contratto di fiume può diventare fondamentale. Quindi il livello delle problematiche in gioco quindi richiede il coinvolgimento di tutti gli attori interessati alla tematica dell'acqua per evitare che ci siano, come è successo fino a poco tempo fa, come tuttora spesso succede, che vi siano politiche calate dall'alto che non tengano conto degli interessi reciproci e spesso conflittuali di cui è necessario tener conto in una fase di pianificazione per far sì che le politiche poi anche di direttive e di pianificazione di diverso livello non vadano in conflitto, quindi evitando che gli obiettivi dell'una diventano quindi strumenti per evitare che vengano raggiunti gli obiettivi di altre direttive. Andrò quindi molto rapidamente. Che rispetto a questo tema della complessità, faccio anche un po' di pubblicità all'ISPRA, è stato proprio di recente pubblicato sul sito, ma è stato presentato l'11 ottobre, il focus sulle acque e sull'ambiente urbano, che appunto coerentemente con la necessità di avere un approccio complesso e sistemico è una rassegna di contributi su come appunto un approccio di tipo multidisciplinare e di diverse discipline appunto sul tema delle acque in ambiente urbano possa contribuire a far sì che ci sia una risposta che eviti di compromettere la stessa resilienza delle acque, quindi evitare che appunto le acque non siano più capaci di soddisfare le esigenze, cioè la capacità di fornire quei servizi ecosistemici che sono fondamentali per la sussistenza sia dell'ambiente ma anche per la sussistenza delle stesse società umane e quindi dell'economia. Quindi vi invito a scaricare questo focus in cui il tema della partecipazione dei contratti di fiume presenta un ruolo importante con un contributo di Bastiani che ha portato avanti questa tematica.
Allora, quindi venendo rapidamente invece al tema della mia presentazione, quindi qua c'è una rapida rassegna di come la politica europea delle acque si sia evoluta fino ad arrivare quindi all'attuale politica, insomma, che vede quindi nella direttiva quadro sulle acque e nelle direttive figlie, tra cui la direttiva alluvioni, quindi diciamo l'elemento centrale a cui fa riferimento. Si è passati quindi da una prima fase negli anni 70 e 80 in cui le politiche quindi europee e anche nazionali erano basate sulla fissazione di standard di qualità ambientali per specifiche destinazioni d'uso. Successivamente quindi con un limite intrinseco nel fatto che non si teneva conto del raggiungimento di obiettivi di qualità dei corpi idrici, quindi successivamente c'è stata una transizione verso approcci di tipo maggiormente improntato alla qualità dei corpi idrici, quindi approcci combinati basati sulla valutazione, sulla fissazione di obiettivi limite agli scarichi, parlando ad esempio delle politiche di tutela delle acque, di tutela qualitativa, con il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientali ed ecologici degli stessi corpi idrici, e questa fase quindi ha culminato con l'emanazione della direttiva quadro sulle acque, che appunto fornisce la direttiva quindi che fissa i principi cardine per la protezione delle acque a livello comunitario, basato sulla fissazione di obiettivi vincolanti e flessibili attraverso i quali raggiunge questi obiettivi. E per la prima volta, quindi per la politica delle acque, viene introdotto lo strumento della partecipazione dei cittadini, delle parti interessate, quindi parla la direttiva, alla pianificazione di lungo periodo dei distretti, quindi attraverso la partecipazione sin dalle fasi iniziali alla costruzione dei piani di gestione distrettuali, che sono appunto gli strumenti attraverso i quali la direttiva si prefigge di raggiungere gli obiettivi che riassumo rapidamente. Sono quelli di ampliare la protezione delle acque, quindi sia appunto alle acque superficiali che alle acque sotterranee, raggiungere lo stato buono per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015, quindi fissazione di obiettivi quantitativi con termini ben precisi, la gestione delle risorse idriche a livello di bacino idrografico, quindi indipendentemente dai confini amministrativi, attraverso la definizione e poi l'accorpamento di bacini idrografici nell'ambito di distretti idrografici. Poi procedere attraverso un'azione quindi che unisca limiti delle emissioni a standard di qualità, riconoscere poi ai servizi idrici il giusto prezzo e, come dicevo, rendere partecipi i cittadini delle scelte in materia di pianificazione distrettuale. Allora, tutto questo quindi, vado rapidamente, quindi attraverso quindi la definizione quindi, e la individuazione dei distretti idrografici, che in Italia quindi è culminata con la definizione degli 8 distretti idrografici di cui insomma, conosciamo bene la delimitazione, che è definita come l'area di terra e di mare costituita da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere, che rappresenta quindi la principale unità di gestione dei bacini idrografici. Andando rapidamente, quindi il distretto idrografico, unità territoriale di riferimento rispetto al quale fissare gli obiettivi, il stato buono al 2015, è da raggiungere attraverso la pianificazione che si attua quindi attraverso misure di base e misure supplementari. Rispetto a questo quindi è sopravvenuta quindi, come direttiva figlia, insieme ad altre direttive, la direttiva alluvioni, che istituisce quindi il quadro metodologico per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni. Quindi anche qui andrò molto rapidamente declinando quindi diciamo, gli step che si propone di raggiungere gli obiettivi. Quindi entro il 2012, il 22 dicembre 2012, quindi l'effettuazione della valutazione preliminare del rischio alluvione. Quindi ognuna delle fasi può essere saltata qualora quindi lo Stato membro abbia già ottemperato con precedenti strumenti o atti normativi. Poi entro il 22 dicembre 2013 l'individuazione delle zone per le quali esiste un rischio potenziale significativo di alluvione, predisponendo specifiche mappe della pericolosità e del rischio di alluvione nella scala più appropriata. Entro il 22 dicembre 2015 ultimazione e pubblicazione dei piani di gestione distrettuale del rischio di alluvione, che definiscono gli obiettivi della gestione delle zone a rischio alluvione e contengono le misure ovviamente per raggiungere quei detti obiettivi.
Quindi, ricapitolando, quindi a livello nazionale, quindi abbiamo la definizione di questi 8 distretti e per fare un quadro della governance nazionale abbiamo un piano di bacino distrettuale, che è lo strumento conoscitivo e normativo, quindi previsto dalla nostra normativa quindi per pianificare le azioni per il governo del territorio. Questo piano può essere attuato per stralci funzionali, di cui il piano di gestione previsto dalla direttiva quadro sulle acque e il piano di gestione del rischio alluvioni costituiscono appunto elementi costitutivi. Quindi di fatto quello che dirò tra poco può essere visto come la possibilità che i contratti di fiume possono diventare anche uno strumento per favorire una miglior pianificazione a livello distrettuale, non solo quindi per la questione attinente alla tutela delle acque e la difesa dalle alluvioni, ma in generale per la tutela del territorio alla scala del bacino. Andando avanti, quindi riassumendo, abbiamo questi piani di bacino. Ora focalizzo l'attenzione sulla direttiva quadro delle acque e la direttiva alluvioni, quindi propone di perseguire lo stato buono dei corpici alla scala del distretto, e la direttiva alluvioni propone attraverso l'adozione di cicli di pianificazione di arrivare alla definizione di questo piano di gestione. Elemento importante di questo aspetto della pianificazione distrettuale è che entrambe le direttive, non è un caso, condividono una scadenza temporale fondamentale, che è quella del 2015, che per i piani di gestione delle acque corrispondono alla prima, all'aggiornamento dei piani di gestione, della prima tornata dei piani di gestione delle acque, e per la direttiva del rischio alluvione quindi rappresenta la data della prima pubblicazione. Diciamo che questa data può essere quindi interessante ai fini del coordinamento delle politiche che scaturiscono dall'attuazione di queste direttive. Questo perché può capitare, come accennavo prima, che gli obiettivi, quindi se non c'è il sufficiente e necessario coordinamento tra gli attori che attuano le politiche e le pianificano in primis, che ci possa essere un conflitto anche tra l'attuazione delle direttive. Quindi basti pensare, per fare un esempio molto banale, a quelle che possono essere la difesa idraulica del territorio. Se condotta in maniera brutale, senza pensare agli aspetti ecologici, può andare in conflitto con il raggiungimento dello stato ecologico dei corpi idrici, per cui la necessità di coordinare queste politiche per far sì che gli obiettivi dell'una potenzi e favorisca anche il raggiungimento degli obiettivi dell'altra, e quindi in questo senso il coinvolgimento degli attori socio-economici ed istituzionali del distretto può diventare fondamentale, e i contratti di fiume in tal senso possono diventare uno snodo strategico. Questo, in tal senso, come è stato accennato, le direttive sia alluvioni che la direttiva quadro sulle acque ci danno una mano, in quanto quindi riconoscono una grande importanza proprio a livello normativo, come vedremo adesso con le norme specifiche delle rispettive direttive, alla comunicazione e alla partecipazione, e richiede che vi sia un pieno coordinamento delle politiche. In particolare, quindi, l'articolo 9 della direttiva quindi prevede che vi sia un coinvolgimento attivo delle parti interessate alla pianificazione, quindi sia nella fase di revisione dei piani di gestione delle acque che nella fase di predisposizione dei piani di gestione del rischio alluvioni. Quindi, venendo alla direttiva quadro sulle acque, come si diceva, prevede proprio un approccio di tipo normativo. Quindi lo leggerò molto brevemente. Gli Stati membri promuovono la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all'attuazione della presente direttiva, in particolare l'elaborazione, al riesame e all'aggiornamento dei piani di gestione dei bacini idrografici, e gli Stati membri poi provvedono affinché siano messi a disposizione quindi del pubblico tutta una serie di elementi, quali il calendario del programma di lavoro per la presentazione del piano, la valutazione dei problemi a livello di distretto e copia del progetto di piano. Quindi la cosa interessante è che la direttiva quindi non ha un approccio prescrittivo rispetto alla partecipazione, ma
diciamo, tende a favorirla attraverso appunto una promozione, cioè una forte sponsorizzazione affinché quindi vi sia questo tipo di approccio nella pianificazione. Analogamente la direttiva alluvioni, che è stata recepita nel decreto legislativo 49 del 2010, prevede quindi un approccio di questo tipo, quindi le autorità di bacino distrettuale e le regioni, in coordinamento con il Dipartimento per la Protezione Civile, qua sto citando l'articolo 10 del decreto, garantiscono quindi garantiscono l'accesso al pubblico, cioè tutta una serie di documenti, e promuovono la partecipazione attiva delle parti interessate. Ora, andando quindi a vedere come, quindi andando più nei meccanismi con cui appunto le direttive prevedono di coinvolgere attivamente diciamo, i soggetti del territorio nella presentazione dei piani, la direttiva quindi non ha un approccio prescrittivo, come diceva, e prevede 3 livelli di partecipazione, di cui i primi 2, l'accesso alle informazioni e la consultazione, sono di tipo, diciamo, formale obbligatorio, in cui l'accesso all'informazione, quindi come sappiamo tutto, consiste nella semplice messa a disposizione di dati e di documentazione, senza possibilità però di interloquire. Il livello successivo, che è quello quindi che la direttiva prevede in termini prescrittivi, è la formulazione quindi, e la consultazione dei documenti, come la proposta di piano, con la possibilità del pubblico di reagire in forma scritta o verbale, e la possibilità da parte del soggetto diciamo, che governa il processo di pianificazione di tenerne conto, ovvero di non tenerne conto, come è stato detto in precedenza. Il livello più alto invece è quello della partecipazione attiva, in cui il processo decisionale vede la partecipazione di tutte le parti e la possibilità di tutte le parti interessate di esercitare una propria influenza diretta sui processi di pianificazione, ovviamente anche attraverso la piena presa di responsabilità. Quindi da questo punto di vista quindi, è chiaro che occorre trovare degli strumenti, e qui mi riallaccio a quanto era stato detto prima dal segretario Casarin, sulla necessità di prevedere delle norme che vincolino diciamo, sulle decisioni che vengono prese in sede di contratto, proprio perché per evitare che vi sia che la partecipazione si riduca ad un puro esercizio di comunicazione e che vada a frustrare poi diciamo, gli sforzi che vengono fatti nel corso di questo processo. Allora, andando avanti, diciamo che il primo processo di pianificazione che ha portato alla redazione dei primi piani di gestione distrettuale in Italia si è fermato al primo livello, quindi coerentemente con quanto veniva richiesto dalla direttiva, attraverso quindi la pubblicazione di tutti i documenti sui siti web dei piani di gestione, e attraverso una serie di organizzazioni di incontri con gli stakeholders in cui si potevano recepire o meno le osservazioni che venivano portate avanti dagli stessi. Diciamo che ecco, questa è una statistica che abbiamo elaborato insieme a Giorgio Pineschi nell'ambito di un lavoro che avevamo fatto, in cui viene riportata per ogni distretto il numero degli attori istituzionali che hanno preso parte a quel processo formale di formulazione di pareri diciamo, ai fini della realizzazione del piano di gestione. Vediamo che quindi l'ordine di grandezza è quella della decina di unità, in cui vediamo attori istituzionali in prevalenza, attori economici e associazioni non governative, quelle più organizzate, quindi le grandi associazioni ambientaliste che sono operative del territorio. Mancano totalmente o quasi i soggetti, quelli più prossimi al territorio, che potevano sicuro portare anche un contributo interessante e originale alla discussione. È chiaro che se guardiamo alla grandezza dei distretti, pensando che sono superfici che diciamo, racchiudono più regioni, diverse province, centinaia di comuni, mettere insieme
tutto questo diventa qualcosa di estremamente difficoltoso se lo si vuole fare attraverso gli strumenti della partecipazione diretta alla costruzione del piano. E da questo punto di vista quindi gli istituti di livello, cioè di democrazia diretta di livello intermedio, come possono essere i contratti di fiume, possono diventare un medium fondamentale di raccordo tra il livello diciamo, prossimo al territorio, quindi dei bacini idrografici, dei fiumi, delle falde, e il livello, quello della pianificazione a livello distrettuale. Ecco, rispetto a questo ora, andando alla definizione, ecco qui c'è ho riportato proprio una definizione di Massimo Bastiani dei contratti di fiume, dove si intendono per quelle forme di accordi volontari ascrivibili alla programmazione strategica negoziata che prevedono un'ampia mobilitazione degli attori locali di un territorio al fine di individuare un piano d'azione condiviso, finalizzato ad affrontare le problematiche ambientali di un bacino fluviale secondo una logica integrata e multidisciplinare. Si tratta di un processo in cui i soggetti che vi partecipano prendono parte definiscono in maniera consensuale e cooperativa il piano d'azione per la pianificazione di un bacino fluviale e si impegnano a rispettarlo. Qui le parole chiave quindi sono piano d'azione condiviso, mobilitazione degli attori locali naturalmente, quindi lo strumento deve provenire dal basso, e l'impegno da parte di quest'ultimi a rispettarlo. Ovviamente, quindi, ritornando a quando avevo definito prima a livello di strategie di pianificazione di livello distrettuale, i contratti di fiume possono essere relativi non solo alla qualità delle acque, ovvero alla difesa delle alluvioni, ma possono interessare tutte le tematiche attinenti alla tutela e alla gestione del territorio. In quel senso, quindi, possono diventare uno strumento interessante proprio ai fini della pianificazione distrettuale, quindi il piano di bacino distrettuale, di cui piani di gestione e piani di tutela diventano possono diventare uno strumento attuativo. Allora, come quindi mi sono immaginato, ci siamo immaginati ormai diciamo, stiamo ragionando su queste questioni da qualche anno, i contratti di fiume quindi possono fungere da elemento di raccordo, come accennavo, tra le politiche attuate, tra le politiche attuate a diversi livelli di governo nel territorio. E quindi immaginiamo un doppio livello di partecipazione. Il livello micro, che si fonda proprio sul fatto che i distretti idrografici sono stati individuati proprio attraverso quindi raccogliendo quindi l'insieme dei bacini idrografici e quindi delle unità idrografiche di riferimento, e per cui diciamo, i contratti di fiume possono diventare uno strumento per affrontare determinate questioni a livello più prossimo al territorio, quindi cercando di coinvolgere nell'affrontare queste problematiche e nel proporre anche delle soluzioni, di comporre tutta la miriade di interessi che su quel territorio insistono. E poi diventare poi uno strumento per portare queste esperienze, quindi per concentrarle e portarle quindi già mediate attraverso lo strumento dei contratti di fiume, che si sarà dotato di un proprio strumento di pianificazione vincolante, per portarle a livello superiore, a livello distrettuale, che diventa quindi lo strumento in cui poi poter diciamo, contemperare le problematiche locali di gestione, di tutela del territorio e delle acque con gli obiettivi posti dalle direttive diciamo, alluvioni, dalla direttiva quadro sulle acque, e consentire quindi di declinare in termini veramente diciamo, stringenti quindi la partecipazione attiva a tutti i livelli di profondità del territorio. Da questo punto di vista, quindi, ricapitolando, i contratti di fiume possono essere uno strumento di democrazia diretta tra i livelli più bassi e il livello distrettuale, quindi per coinvolgere gli stakeholders nella definizione delle strategie di livello distrettuale. Ma a questo punto riprendo quanto è stato detto mi sa dal segretario del Po, possono diventare strumenti di attuazione nel momento in cui questi stessi piani, che sono stati costituiti anche con gli impegni vincolanti provenienti dagli attori del territorio, possono diventare quindi potrebbero diventare strumenti di attuazione degli stessi piani di gestione distrettuale, quindi a livello più prossimo al territorio e con l'impegno da parte di tutti gli attori ad attuarlo.
Da questo punto di vista quindi ritengo che la potenzialità dei contratti di fiume sia, quindi nella logica della pianificazione distrettuale, sia quella anche di un importante strumento attuativo. Rispetto a questo vorrei porre poi una piccola riflessione che si aggancia a quanto aveva detto anche Casarin a proposito della fissazione di norme vincolanti, ma io l'allargherei alla necessità c'è una forte proliferazione negli ultimi anni di questi contratti di fiume e c'è la necessità che questi contratti di fiume continuino a rimanere come strumenti volontari che partono dal basso, perché insomma anche le mie esperienze di ricerca hanno dimostrato che se questi strumenti sono definiti in termini prescrittivi e normativi perdono tutta la loro potenzialità. Abbiamo l'esperienza delle agende 21 locali in Italia che hanno avuto da questo punto di vista una vita breve, sono stati finanziati, però appunto non hanno esplicitato appieno, a mio parere, tutta la loro potenzialità. Però d'altro canto c'è la necessità che questi piani, questi strumenti debbano essere in qualche modo previsti a livello di territorio, e qui rilancio la palla a chi verrà dopo di noi, anche al tavolo nazionale sui contratti di fiume che si terrà a Firenze, per capire come questa, senza frustrare quindi la necessità di un movimento dal basso, che questi piani possono avere, questi strumenti possono avere in qualche modo un inquadramento, un riconoscimento, ecco, perché parlare di inquadramento normativo forse sarebbe troppo. Un riconoscimento però ufficiale che proprio in virtù di questo possa far sì che quello che viene definito nell'ambito dei piani possa diventare anche vincolante per gli attori che vi prendono parte. Quindi concludo, ecco, senza, qua c'è una serie di conclusioni di cui comunque ho già parlato ampiamente nell'ambito della mia presentazione. Sicuramente quindi questi contratti in questa prospettiva potrebbero davvero contribuire a migliorare quindi l'attuazione delle politiche comunitarie e a far sì che ci sia un pieno coinvolgimento di tutti nella far sì che l'acqua possa continuare a esplicitare l'importante valore ecologico che ha per tutti noi. Grazie a tutti per l'attenzione.